Hashtag Vicenza riparte. Nel post-Covid parcheggiare in città è più facile. Un patto anticrisi tra Palazzo Trissino, AIM e i commercianti grazie a tariffe agevolate per la sosta in centro. Intendiamo favorire non solo la permanenza in centro storico e nei quartieri, ma soprattutto l'acquisto all'interno dei negozi oppure la permanenza all'interno di bar e ristoranti. Abbiamo voluto facilitare, diciamo così, l'accesso al centro storico, ma non solo l'accesso, anche l'acquisto nei negozi del centro storico e della periferia, anche per dare un segnale di aiuto ai commercianti che tanto hanno sofferto in questo momento e per far ritornare i cittadini vicentini, ma anche i turisti, speriamo prima possibile, nel centro storico di Vicenza. Il meccanismo è molto semplice. Chi utilizzerà l'app, che permette di sostare nelle strisce blu e nei parcheggi a sbarra del Comune di Vicenza, riceverà uno dei 20.000 coupon omaggio di AIM Mobilità, distribuito dalle attività commerciali aderenti all'iniziativa. Il coupon vale €1 e consentirà di ricaricare l'app AIM Facile utilizzando lo smartphone. Il coupon, c'è una sezione apposta che si chiama Inserisci il coupon. Cliccando su Inserisci il coupon si apre uno spazio dove andrà digitato il codice che è ricordato sul retro del coupon. Questo automaticamente ricarica €1 sul credito da spendere in sosta. Ma non finisce qui. Viene confermata la tariffa agevolata dei parcheggi a sbarra dalle 18 alle 20, quando un'ora di sosta costerà solo 50 centesimi e infine viene dimezzato il costo, sempre dei parcheggi a sbarra, nella fascia oraria della pausa pranzo tra le 12:30 e le 14 dei giorni feriali, per incentivare la clientela a fermarsi in città per pranzare in uno dei locali del centro. Questo, lo ricordiamo, era uno dei punti del contratto firmato dal sindaco con Rete Veneta. Al punto 2, infatti, c'è l'impegno ad abbassare il costo dei parcheggi prevedendo degli orari di tregua. Un aiuto alla ripresa, è una prima misura, delle prime misure che abbiamo adottato, ne faremo anche delle altre naturalmente nei prossimi mesi per sostenere il commercio e le attività di ristorazione, tutte le attività che prevedono l'arrivo nei quartieri, non solo in centro storico, nei parcheggi a pagamento.